Buongiorno Taranto, sono le 7:22 del 16 aprile 2026, bentrovati a Cittadella, la radio Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno a Gisberto Nicoletti che oggi guida la parte tecnica. Insieme vi accompagneremo fino alle 9 con i temi principali di questa giornata che cominceremo con una notizia che arriva dal comune di Taranto, da Palazzo di Città. L'amministrazione Bitetti cerca in ogni modo di fare cassa e adesso è partita una nuova strada da perseguire, che è quella di rinegoziare 47 mutui. Il comune insomma cerca un nuovo accordo con Cassa Depositi e Prestiti per cercare di risparmiare in un po' di anni 1,2 milioni di euro, insomma guadagnare così anche un po' di liquidità. E ne scrive stamattina sulla Gazzetta Fabio Venere. Vi racconteremo i dettagli di questa vicenda, poi ci sposteremo in tribunale per parlare di ex Ilva, non solo, ordinanza di spegnimento della centrale, e continuano anche i diversi fronti giudiziari della fabbrica. Ieri la procura di Taranto ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per 3 ex direttori della fabbrica a proposito delle polveri che continuano ad arrivare sulla città nonostante la copertura dei parchi minerali. Avremo con noi l'avvocato Leonardo Laporta di Giustizia per Taranto, la cui denuncia ha dato il via a tutta l'inchiesta. E poi questa mattina parleremo comunque anche di cose belle, lo faremo con Ilenia Gallo, racconteremo un'iniziativa che riguarderà il quartiere di San Vito, si chiama Coltiviamo il nostro quartiere. Poi, come ogni giovedì, cominciano le nostre frequenze divergenti, tornerà la nostra Liliana Doria e vi racconteremo insomma altri aspetti da conoscere sulle neurodivergenze. Questo e tanto altro. Buongiorno Taranto di oggi, quindi mi raccomando, restate con noi, ora c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon giovedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, nuove idee e prospettive potrebbero aprire scenari inaspettati. Accogliete il cambiamento con curiosità perché potrebbe condurvi verso opportunità che non avevate nemmeno considerato. Toro, ogni sfida sarà un'occasione per dimostrare quanto valete. Non sottovalutate il potere della disciplina. Anche le più piccole abitudini quotidiane potrebbero avvicinarvi al vostro obiettivo. Gemelli, per voi incontri inaspettati e situazioni che vi metteranno di buon umore. Approfittate di questa energia per allargare i vostri orizzonti e per costruire legami che potrebbero rivelarsi molto utili nel prossimo futuro. Cancro, oggi saprete farvi notare e ottenere ciò che desiderate. La vostra determinazione sarà contagiosa, ma non dimenticate di ascoltare anche chi vi sta accanto. Il vostro carisma vi porterà lontano, ma un pizzico di umiltà non guasta mai. Leone, seguite il vostro istinto e lasciatevi trasportare dalle emozioni, ma senza perdere di vista gli obiettivi concreti che avete in mente. Non dimenticate inoltre di riposare. Vergine, la competizione vi stimola, ma ricordate che la strategia è tanto importante quanto l'azione. Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire e sarete imbattibili. Bilancia, vi sentirete oggi attratti da pensieri profondi e riflessioni sulla direzione che sta prendendo la vostra vita. Concedetevi il tempo necessario per elaborare nuove idee e per definire le vostre priorità con lucidità. Scorpione, giornata con emozioni contrastanti e scelte difficili da prendere. Cercate di mantenere un equilibrio tra sogno e realtà per evitare delusioni e non lasciate che le aspettative altrui influenzino troppo il vostro cammino. Sagittario, ogni decisione andrà ponderata con attenzione, soprattutto in ambito lavorativo. Non fatevi trascinare da pressioni esterne e fidatevi del vostro istinto, che in questo momento è più affidabile che mai. Capricorno, alcuni dettagli del passato potrebbero tornare a galla. Seguite il filo logico delle vostre intuizioni, ma senza lasciarvi ossessionare. A volte lasciare andare è la soluzione migliore per proseguire senza pesi inutili. Acquario, la vostra giornata sarà ricca di enigmi da risolvere e dettagli da mettere in ordine. La logica sarà la vostra migliore alleata, tuttavia ricordate di non fissarvi troppo su piccole imperfezioni.
Pesci, in amore ci sarà una nuova opportunità per quelle storie che al momento risultano bloccate. Ora riuscirete ad ottenere di più. Nel lavoro le novità sono dietro l'angolo e la creatività è favorita. Oggi vi saluto con le parole di Charles William Eliot. Il miglior modo per assicurarsi una felicità futura è essere felici più di quanto sia ragionevolmente possibile oggi. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya, adesso noi invece diamo uno sguardo ai quotidiani. Cominciamo la nostra rassegna stampa partendo dal Corriere del Mezzogiorno. Albero killer, comune sotto accusa 5 indagati per la morte di Alicia. La procura accelera inchiesta sull'operato di dirigenti e tecnici della manutenzione, eseguita l'autopsia. Stiamo parlando naturalmente della storia di Bisceglie con Alicia Amoruso, la dodicenne travolta e schiacciata da un grosso albero a causa del vento, nella stessa giornata in cui a Taranto Domenico, l'operaio di 38 anni, è stato colpito da una gru che si è staccata, non da una gru, da un palo che si è staccata da una gru durante i lavori di installazione a Rione Tamburi. E poi adesso a Foggia il delitto del personal trailer, spunta un audio, il dialogo shock fra l'assassino e la vittima. Ma che fai adesso? Mi spari? Inquirenti e familiari lanciano un appello: aiutateci a trovare chi ha ucciso Annibale, le piste e i dubbi. Di che si tratta? Anche i magistrati hanno lanciato questo appello per cercare in qualche modo l'assassino di Dino. È stato colpito da 4 colpi e spuntato questo audio shock con la voce di Carta e di Dino, appunto, della vittima, e gli spari. Bisognerà ora comprendere chi era l'uomo che dialogava in quei momenti con la vittima. Andiamo a dare uno sguardo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è dedicata agli esteri. Trump insiste, Meloni incontra Zelensky, il presidente USA la gela. Il mio rapporto con la Premier non è più lo stesso. C'è una bellissima vignetta di Nico Bilinini con un Trump steso a terra, le mani davanti, diciamo, ai genitali e gioielli di famiglia, e una Meloni che si allontana dopo evidentemente averlo colpito, o comunque lui ha un dolore, diciamo, a quell'altezza. E il pensiero del tycoon è: c'eravamo tanto amati. Poi su tutti i giornali oggi troverete i 100 giorni di Decaro tra sanità e tante crisi, bilancio dell'avvio di legislatura. Gli intellettuali d'area intanto si dividono. Anche su Gazzetta si parla di questo audio che fa i spari, così è stato ucciso il personal trailer, in un video l'ultimo colloquio con il killer. Poi l'altra tragedia che arriva da Bisceglie non è purtroppo quella di Alicia Amoruso, ce n'è una, non so se è peggiore o meno. Spinge la moglie giù dal balcone, poi si suicida. I due non vivevano più insieme da tempo, erano in fase di separazione. Patrizia Lamanuzzi è stata uccisa dall'ex compagno Luigi Gentile. Chiudiamo con Urso che dice: lo stop del sindaco alla centrale elettrica va contro il rilancio dell'ex Ilva. Il ministro è intervenuto sul fermo della CET, centrale termoelettrica, per l'inquinamento disposto dal sindaco. Sono le 7:30, noi fermiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Quando torniamo tutti gli altri giornali. Adesso però c'è la New Hit. Le 7:34 è che ci ritornati in diretta, continuiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo dopo Corriere e Gazzetta, dando uno sguardo all'edicola. L'apertura dedicata alla sanità, CGIL, vertici delle ASL, radicale rinnovamento. L'appello del sindacato. Intanto la regione contesta i dati dello studio del centro di ricerca sugli enti pubblici che danno un eccesso di presenza del privato sul pubblico, calcoli sbagliati, parametri differenti. E anche sull'edicola si parla dell'omicidio e suicidio a Bisceglie dopo la lite con la moglie. E poi invece un'altra tragedia a Bari, bimbo precipita dall'8° piano e ora lotta tra la vita e la morte al rione San Paolo. Si parla poi di Medimex, le fotografie che hanno fatto il punk, la mostra dal 17 giugno al 6 luglio al Marta, dedicata a non riesco a leggere, eccolo qua, a Roberta Bailey, che torna al centro di interesse durante
durante la manifestazione che vivremo a Taranto quest'estate, appunto. Concludiamo con il Quotidiano di Puglia, che dedica l'apertura anche in questo caso alla sanità. Un buco da tappare, arriva l'aumento dell'IRPEF, il disavanzo record da 369 milioni, Pentassuglia dichiara l'assessore è necessario per legge. Poi sull'ex Ilva invece Urso boccia la scelta di Bitetti, segnale negativo per gli investitori. Verso i giochi del Mediterraneo intanto si parla dell'ipotesi del manto sintetico, dell'erba sintetica per lo stadio Iacovone. Al centro della pagina invece si parla della tragedia di Molfetta, la spinge nel vuoto, poi si lancia lui, morti alla vigilia della separazione. E infine ancora cronaca, scontro tra auto e trattore, muore un operaio, ve ne abbiamo dato notizia ieri, saranno celebrati oggi i funerali del 46enne che sul trattore è stato travolto da un'auto a Lizzano. E poi invece sempre a Lizzano, ma in realtà nella litoranea, quindi la marina di competenza del comune di Taranto, la cosiddetta marina di Taranto, ieri in fiamme il lido Blue Sun, un incendio di origine dolosa. Stanno indagando i carabinieri per comprendere se si tratti di un'azione legata alla criminalità organizzata oppure del gesto di un singolo. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e quando torniamo parliamo di comune e di denaro. Rinegoziare 47 mutui. Come farà il comune di Taranto? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Intanto vi lasciamo in compagnia di Malika Yan. Malika Yan è il pezzo che insomma l'artista ha presentato a Sanremo, ora è il brano che apre i nostri approfondimenti. Cominciamo a raccontare del comune di Taranto, come ha annunciato il pezzo oggi firmato sulla Gazzetta da Fabio Venere. Racconta una storia emblematica del fatto che il Palazzo di Città voglia fare cassa, o meglio abbia bisogno di fare cassa, e per farlo cerca di risparmiare un po' su tutto. Vi ricordate quando Bitetti raccontò di un bilancio particolarmente ingessato? Adesso si sta cercando di recuperare anche denaro da più parti. Il Fabio Venere su Gazzetta infatti racconta che il comune prova a rinegoziare con Cassa Depositi e Prestiti ben 47 mutui per risparmiare 1,2 milioni. L'amministrazione comunale dunque prosegue nel suo piano di ottimizzazione finanziaria e di riequilibrio dei costi con una nuova programmazione. Il provvedimento, che segue le linee guida tracciate da una delibera di giunta, dà ufficialmente il via alla rinegoziazione di ben 47 mutui contratti negli ultimi anni con Cassa Depositi e Prestiti. Per la cronaca si tratta di un'operazione, scrive Venere, strategica che coinvolge un debito complessivo residuo di circa 40 milioni di euro, 40 milioni e 300 mila euro, e che porterà nelle casse un beneficio totale di 1,2 milioni di euro. In particolare sarebbero 600 mila euro per i 2 anni. L'obiettivo, tra l'altro, non è da escludere che sia anche quello di tamponare, se così si può dire, gli effetti negativi sulle casse comunali della prossima rottamazione fiscale. Cioè, sapete che il comune ha aderito alla rottamazione, quindi ha dato la possibilità a un sacco di debitori di rateizzare i debiti vecchi in modo tale da evitare sanzioni e interessi, quindi anche multe, tari, IMU, una serie di imposte. Questo ovviamente allungherà i tempi di versamento, e quindi il comune avrà una maggiore difficoltà di liquidità, e quindi questo rinegoziare questi mutui serve a evitare che insomma non ci sia il vuoto nelle casse comunali. Intanto nei prossimi giorni, 10 o 15, scrive Fabio Venere, la giunta adotterà il rendiconto 2025 e il consiglio comunale non potrà approvarlo prima del 20 maggio, considerati 20 giorni che bisogna assolutamente concedere alle revisioni dei conti ai consiglieri comunali.
per esaminare il provvedimento con i suoi numerosi allegati. Intanto sembra sempre più confermata l'ipotesi che possa essere fatto un prelievo di 10 milioni di euro dal tesoretto dei BOC, cioè da quella somma che il comune negli anni ha risparmiato per un'eventuale sconfitta nella causa civile dei BOC. Sapete che in appello il comune ha vinto, ma ora Banca Intesa ha fatto ricorso in Cassazione. Chiudiamo queste notizie sul comune con la novità che riguarda invece Federica Stamerra, l'assessora a cui Bitetti ha ritirato nei giorni scorsi la delega al personale amministrativo. La Stamerra resta comunque in giunta con le deleghe al patrimonio, ai servizi demografici e alle politiche del lavoro. Il ritiro, la modifica fatta da Bitetti dovrebbe semplicemente avere a che fare con motivi tra virgolette personali e in particolare con motivi invece legati alla volontà di seguire in maniera più attenta, quindi dare un carico esclusivo a qualcuno, perché la situazione del personale amministrativo in comune è particolarmente complicato, visto che a Palazzo di Città e nei vari uffici comunali distribuiti sul territorio mancano ben 1000 unità che non sono poche. Queste le novità che arrivano da Palazzo di Città. Tra poco invece vi parliamo di ex Ilva, perché come sapete dopo lo stop della centrale elettrica imposto dal comune è intervenuto il ministro Urso, che ha detto questo penalizza gli investitori. In realtà Michael Flux ha rilanciato dicendo che la prossima settimana sarà in Italia per aprire gli uffici e venire a visitare anche lo stabilimento di Taranto, ma intanto diversi aspetti si muovono sui fronti giudiziari, come quello di ieri. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio di alcuni ex direttori per le polveri che continuano a sollevarsi dalla fabbrica verso la città nonostante le coperture. Un'inchiesta nata grazie alla denuncia di Giustizia per Taranto, e con noi avremo proprio Leonardo Da Porta, l'avvocato che assiste l'associazione ambientalista. Questo e tanto altro allora ve lo racconteremo tra pochissimo, quindi mi raccomando non andate via. Dalle 7.54 questa è Buongiorno Taranto, ben trovati ancora su Cittadella, e come annunciato è il momento di parlare di ex Ilva, perché come sapete ieri il ministro Urso ha replicato alla decisione del sindaco di Taranto di imporre la sospensione della centrale termoelettrica dell'Ilva di Taranto perché non rispetta una serie di norme, compresa l'AIE, e ha detto che non è un buon segno per gli investitori. Intanto però Michael Flux ha annunciato la prossima settimana non solo l'arrivo in Italia per l'apertura degli uffici, ma anche una probabile visita agli stabilimenti. Intanto sul fronte giudiziario continuano a muoversi i diversi fascicoli aperti. Ieri nuova udienza preliminare in tribunale a Taranto, in cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di alcuni ex direttori che rischiano il processo per la quantità di polveri che continua dal rione Tamburi, che continua ad arrivare sul rione Tamburi dalla fabbrica di Taranto. Un procedimento nato grazie alla denuncia presentata alla Giustizia per Taranto dopo, lo ricorderete, quella bufera, quella tempesta di polveri del 4 luglio 2020. E proprio di questo parliamo, di questa vicenda parliamo oggi con l'avvocato Leonardo La Porta, che assiste Giustizia per Taranto. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora avvocato, ieri la procura ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio, avviare un processo perché ad avviso dell'accusa le polveri continuano a raggiungere il quartiere Tamburi nonostante la copertura dei parchi minerali. Sì, quella è stata una denuncia che presentammo nel 2021, un anno dopo l'episodio del 4 luglio 2020, quella tempesta che investiva con 90 km/h la città e riempì di polveri Tamburi. Noi facemmo una raccolta di foto e video di circa appunto un anno di presenza persistente di polveri per l'appunto sul quartiere e nelle abitazioni delle persone. Proprio per dimostrare che tutti gli accorgimenti, chiamiamoli così, messi in atto per appunto la copertura dei parchi serviva e serve ben poco. E anche ieri per l'appunto questo è stato l'oggetto della discussione, ovvero la presenza di queste polveri nonostante tutto.
Avvocato, nell'udienza di ieri il giudice, mi risulta, mi corregga se sbaglio, che ha colto l'istanza dell'avvocato Loreto, cioè di escludere Acciaierie d'Italia come responsabile civile. Sì. Questo in termini diciamo semplici vuol dire che in caso di condanna degli imputati non sarà Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a rispondere dei danni? Assolutamente sì, questo, ma il rischio c'era, però di averli chiamati anche per dar loro un segnale della nostra esistenza, nel senso, essendoci una procedura, diciamo, una sorta di procedura fallimentare per Acciaierie d'Italia, tutte le richieste risarcitorie vanno avanzate lì. C'è giurisprudenza diversa, c'è anche giurisprudenza che consente la situazione del responsabile civile anche in questi casi, però diciamo che noi adesso abbiamo la possibilità di agire qui in sede penale contro le persone e contestualmente a Milano nell'ambito della, chiamiamola, procedura fallimentare. E ora, per spiegarlo anche a chi ci ascolta, avvocato, la prossima udienza sarà quella in cui il giudice deciderà se prosciogliere o disporre il rinvio a giudizio e quindi dare il via al processo, giusto? Sì, giusto. A luglio sapremo appunto questo. E allora aspettiamo la prossima udienza e continueremo naturalmente a raccontare anche questa storia. Intanto grazie all'avvocato Leonardo Laporta per essere stato con noi. Grazie davvero, avvocato, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti, buon lavoro. E noi ci prendiamo invece un minuto prima della pubblicità per darvi la comunicazione che oggi troverete i giornali in edicola, ma non li troverete domani. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in particolare la carta stampata, ma anche alcune grandi emittenti televisive come la Rai e Sky aderiscono infatti allo sciopero dei giornalisti che protestano. Questo è la terza giornata di sciopero fatta dai giornalisti italiani contro il mancato rinnovo del contratto da circa 10 anni. Oggi non saranno aggiornati alcuni siti delle grandi testate nazionali, regionali, alcune anche emittenti televisive non daranno l'informazione in misura parziale. I giornali invece domani non saranno in edicola. Una protesta legittima che chiede insomma di adeguare i salari al costo della vita che negli ultimi 10 anni è particolarmente aumentato. Sono le 8, noi ci fermiamo per un po' di musica e non solo. Quando torniamo vi raccontiamo le ultime da conoscere sulla nostra città. A tra poco. Ovvero Il diavolo veste Prada, il sequel del film di grande successo con Anne Hathaway e Meryl Streep, Emily Blunt, insomma Stanley Tucci, un bel cast insomma. Adesso arriva a distanza di anni anche il secondo capitolo di quella che insomma sembra ormai diventata una saga e l'avete visto. Del resto chi ci sta seguendo sul canale 94 ha visto alcune scene del trailer che abbiamo apprezzato da giorni. E allora dopo la colonna sonora invece ce ne torniamo a Taranto a parlare di giochi del Mediterraneo, in particolare degli impianti, non solo quelli diciamo significativamente visibili come lo Iacobona, lo stadio del nuoto, ma anche quelli diciamo meno visibili come il campo per esempio di canottaggio. Le opere a mare sono iniziate con un po' di ritardo per 1000 motivi. Ci racconta i dettagli la nostra Valentina Castellaneta. Di Venere e di Marte non si sposa e non si parte e non si fa principio all'arte, dice il proverbio, eppure i lavori del campo di regata, di canottaggio e canoa dei Giochi del Mediterraneo che dovevano partire lunedì scorso sono partiti di martedì. Ci si è messo di mezzo anche il forte vento a rallentare i lavori che avevano già sofferto l'interferenza tra il campo di regata e gli impianti di mitilicoltura. Le cooperative dei mitilicoltori infatti avevano sollevato criticità per l'ormeggio delle loro imbarcazioni nella Darsena sotto Parco Cimino, un problema risolto con la collaborazione tra l'amministrazione comunale e la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo. È stato Gianfranco Tonti, progettista del campo di gara, a rassicurare sull'indennizzo concordato per i mitilicoltori che hanno accettato di spostare i propri impianti. Questo ha permesso di eliminare alla radice l'interferenza logistica con il campo di gara. Inevitabilmente ha portato dei ritardi, però diciamo sono in qualche modo fisiologici o da considerare fisiologici, tenuto conto del fatto che siccome bisognava contemporaneamente provvedere a una rimodulazione delle concessioni che erano state già rilasciate,
A fronte di questo fatto, come ho detto prima, c'erano degli indennizi da riconoscere da parte della struttura commissariale e quindi interloquendo con il comune, da parte del comune ai mitilicoltori, queste cose sono state risolte, però certamente ci è voluto del tempo. Tonti ammette che la questione ha causato ritardi, ma è ottimista riguardo al rispetto del cronoprogramma per lo svolgimento dei giochi, confermando che la configurazione originaria del progetto è stata mantenuta nonostante le sfide logistiche iniziali. Il campo di regata si sviluppa per 2000 metri guardando il mare dalla destra in corrispondenza della Pineta Cimino fino andando verso sinistra alla SVAM, la scuola degli avieri, che gentilmente ha messo a disposizione le proprie strutture per ospitare l'arrivo delle gare. Insomma, piano piano il quadro si sta componendo, dai, e quindi ora vorrei andare a fare un giro, proprio passeggiare tra le opere per vederle, capito? C'è quell'opera, per esempio, il campo scuola, chiamiamolo così, alla Salinella, che si sta costruendo, che è qualcosa di sai cosa mi fa pensare, Gis? Ti ricordi quando costruirono i parchi minerali, che vedevi sta struttura gigantesca che pian piano prendeva forma, la vedevi proprio a chilometri di distanza? E io più o meno, diciamo, in piccolo, quando passo, diciamo, da quella parte di via Ancona sopra il sottopasso e arrivo giù alla Salinella, l'idea è un po' più o meno quella, però diciamo meno inquietante dei parchi minerali, anzi bello, perché comunque è una bella realtà. Tra l'altro a pochi metri di distanza ci sono diversi impianti, dallo Iacovone a quello, quindi in qualche modo anche un quartiere come Salinella, che è una realtà, come dire, trasversale, vive delle situazioni particolarmente rocche e altre invece più leggere, troverà magari un po' di crescita, chiamiamola così, di serenità. Ne parleremo magari nei prossimi giorni proprio con Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente Salinella. Insomma, chiederemo agli abitanti anche come stanno vivendo questa mutazione, questa trasformazione del quartiere. Quando torniamo, a proposito di quartieri, ce ne andiamo a San Vito con Ilenia Gallo alle 8:25 su Cittadella, sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre. Bentornati a Buongiorno Taranto, e come annunciato ce ne andiamo a fare una passeggiata a San Vito. Lo facciamo facendoci accompagnare da Ilenia Gallo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilenia. Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno ai radioascoltatori. Grazie a te per aver accettato. Allora Ilenia, c'è una bella iniziativa che avete organizzato da quelle parti, che si chiama Coltiviamo il quartiere, correggimi se sbaglio. Di che si tratta? Come si fa a partecipare? A chi è rivolto? Spiegaci un po'. Allora, sono 2 giornate, 2 mattinate di workshop, lo abbiamo intitolato così perché è riferito alla chiusura ormai del progetto Erato, un progetto che il Comune di Taranto ha messo in campo sul territorio, in particolar modo su un immobile pubblico che si trova a Lama, in Circolazione dei Fiori, e intervengo a sostegno come tavolo partecipativo a supporto appunto di questa azione di comunità, perché poi alla fine sostanzialmente è vero, si avrà una gestione di questo immobile pubblico a un gruppo under 35, così come voleva l'avviso pubblico dell'ANCI, ma attorno ai ragazzi, insomma, che prenderanno in gestione questo immobile e quindi lo rifaranno vivere. Ci saremo noi anche come tavolo partecipativo a sostegno, proprio perché l'obiettivo era quello di restituire un immobile pubblico con lo spazio tutto intorno verde che possiede l'immobile, per farlo fruire anche alla comunità. Quindi insomma saranno 2 momenti belli, partecipati, perché abbiamo coinvolto tanti professionisti, ma anche una scuola. Insomma, vogliamo che venga conosciuto questo progetto e venga, insomma, accompagnato verso un'apertura di tutti i quartieri, insomma, coinvolti intorno all'immobile. E Ilenia, quanto risponde la comunità a iniziative come queste? Cioè, io vedo San Vito, diciamo, per chi come me magari è cresciuto in città vecchia o vive oggi nel borgo, le realtà sono completamente diverse, no? Cioè, la città vecchia è in qualche modo molto più paesino, se vogliamo. Ecco, io San Vito l'ho sempre visto così, per quanto geograficamente sia, come dire, molto più distribuito rispetto ad altre zone della città. Come risponde la comunità a queste iniziative? C'è spirito di appartenenza? Allora, è una bella domanda, nel senso che diciamo che
le persone con cui noi insomma riusciamo con facilità con un po' più di facilità a interloquire, insomma a interagire nei vari momenti anche di approfondimento, di discussione, di confronto, incontri, eccetera, sono entusiasti, insomma, comunque di capire e scoprire che ci sono delle iniziative a cui possono partecipare, perché poi è il nostro obiettivo quello di comunque fare inclusione quanto più possibile della comunità, proprio per stare un po' insieme, per crescere anche insieme. Devo dire che però il quartiere ha delle sfaccettature particolari anche proprio in termini di soggetti che risiedono, perché non tutti, c'è una presenza abbastanza massiccia anche della Marina Militare, che notoriamente certo, non ha residenti tarantini, e quindi ecco, forse quella fascia è un po' più estromessa, ma perché per ovvie ragioni, certo. Per ovvie ragioni non si amalgama, ecco, diciamo così. Però quando proponiamo, insomma, la gente, le famiglie, soprattutto con i ragazzi che hanno tanto bisogno di fare comunità, di stare insieme, rispondono. Va bene, e allora Ilenia, era una curiosità che mi veniva, leggendo i programmi e le attività che preparate, e quindi te l'ho buttata così. Grazie davvero a Ilenia Gallo, mi raccomando non dimenticate l'appuntamento domani con Coltiviamo il Quartiere. Grazie ancora Ilenia, buona giornata. Buona giornata, grazie Francesco, buona giornata. E noi invece ci fermiamo per un po' di musica, ma non so se devo mandare la new hit oppure la musica così. Gis, dimmi tu. Musica, andiamo con la musica così e poi ci ascoltiamo anche una bella new hit. Allora facciamo così, se potete fate una preghiera, e se non potete ascoltatevi la messa. Questa è Maria. Un minuto al volo lo dedichiamo a Orizzonte Taranto, il nuovo appuntamento che andrà in onda questa sera su Cittadella TV. Di che si parla? Lo chiediamo alla nostra Maristella Massari. Buongiorno Mari. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti quanti. Allora, di che si parla? Si parla di Giochi del Mediterraneo, perché ormai il conto alla rovescia è cominciato. Tra la fine di agosto e i primi di settembre a Taranto si gioca una grande opportunità, staremo a vedere come andrà a finire. Ne parliamo questa sera anche per fare un punto sulla questione degli impianti sportivi, su quello che si sta realizzando e soprattutto sulla grande questione che ancora è tutta da chiarire, che è quella sostanzialmente della gestione, cosa ci sarà dopo in eredità per Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con l'ingegner Silvio Scarcelli, che è il coordinatore della struttura commissariale, sostanzialmente, insomma la persona che sta curando in prima persona tutta l'organizzazione dell'impiantistica, sia di nuova realizzazione che la ristrutturazione del patrimonio che avevamo già. Poi ne parliamo con Antonio Busti, che è il delegato provinciale del CONI di Taranto, per capire anche il movimento sportivo cosa ne pensa di questi Giochi del Mediterraneo, e poi ne parliamo con Roberto Conversano, già vicepresidente del CUS Ionico, pianta società di basket di Serie B, e nonché esperto di marketing sportivo. Ci vediamo questa sera alle 21. Grazie allora a Maristella Massari, appuntamento sul canale 94 del digitale terrestre con Orizzonte Taranto. Grazie ancora Mari. Grazie a voi. E noi invece ci fermiamo per un po' di musica. Tra pochissimo cominciamo le nostre frequenze divergenti. Cominciamo con la nostra Liliana Doria e cominciamo con Roberta Cesarano, mamma e donna neurodivergente, autrice di Un casco pieno di sogni. Quindi mi raccomando, restate con noi, perché c'è l'appuntamento settimanale di frequenze divergenti. Oggi lo facciamo cominciando con un brano pezzacchione dei Negrita che si chiama, non a caso, Ho imparato a sognare. Si stavano parlando, quando si accende la luce, mi raccomando non parlare, hanno acceso la luce. Cominciamo le frequenze divergenti così, cominciamo dando il bentornato alla nostra Liliana Doria. Buongiorno a tutti. E diamo invece il benvenuto a Roberta Cesarano, mamma, donna neurodivergente, autrice di questo lavoro bellissimo di cui parleremo oggi, che si chiama Un casco pieno di sogni. Buongiorno, ben trovata. Ciao Roberta. a tutti. Allora, partiamo come al solito dalla canzone, velocemente però, perché oggi abbiamo meno tante tempo, cose da dire, tardi. mi rendo conto.
perché in negrita, perché ho imparato a sognare? Perché dalla sua esperienza personale, familiare, in relazione con Matteo, che a breve scopriremo, Roberta, che è una sognatrice, ha svoltato la lettura della diagnosi e la certificazione di Matteo con un casco pieno di sogni, perché lei ha imparato a riempirli. E allora parliamo di questo casco pieno di sogni, Roberto. So che ne hai tanta voglia proprio, non avete idea di quello che ha detto prima, cioè lei si vergogna anche di respirare, quindi diciamo compatitela, ragazzi, diamole una mano se possiamo. Partiamo però adesso, al di là delle battute, da questo lavoro. È un libro che trovate su Amazon, dove esattamente? Si cerca un casco pieno di sogni. Un casco pieno di sogni, sì. Su Amazon. Che cos'è? Come nasce? Allora, il libro nasce, è un grido d'aiuto che è partito da Matteo stesso, perché mi ha chiesto Chi è Matteo? mio figlio. Ecco, ok, perché altrimenti magari chi ci ascolta ci guarda. È un bimbo di ora 10 anni. E qualche anno fa mi ha chiesto proprio un aiuto per poter spiegare ai suoi compagni e ai suoi amici come funziona, come è fatto. E siccome lui ha questa grande passione per i vigili del fuoco, ho detto ok, cerchiamo di unire entrambe le cose e cercare di spiegare come è fatto Matteo attraverso dei piccoli racconti di fatti realmente accaduti, ma anche di fatti che sono accaduti nella sua stanza mentre lui gioca con i suoi personaggi, con i suoi giochi. Che cosa bellissima. Tra l'altro, mentre Roberta ci racconta tutto questo, io mi sto sfogliando il giornale, il libro, e sono arrivato di fronte a 2 pagine meravigliose, che tipo ci sono un sacco di storie prima, nella prima parte, dentro la caserma dove nascono i sogni e le missioni. Poi parliamo magari di missioni dal sogno alla realtà, le giornate grigie. E poi sono arrivato in una di queste pagine dove c'è il mio superpotere di oggi, ma c'è soprattutto una pagina in cui io ho visto praticamente tipo lo scautismo proprio disegnato a lettere, che chi ho aiutato oggi, un po' come la buona azione che chiediamo noi ai nostri bambini e alle nostre bambine. Ci racconti anche questa struttura? Sì, perché allora il libro è pensato per bambini più o meno dell'età di Matteo, quindi dagli 8 ai 10 anni. Quindi c'è prima una parte appunto di racconti che fanno anche riflettere. Sono racconti a volte divertenti, a volte un poco tristi, ma che fanno riflettere. E poi c'è tutta una parte invece di azione. Pratica. Sì, pratica. Ci sono appunto, pedagogica. Sì. Che però è iniziato tutto per gioco. Ma tu che competenze hai per aver buttato giù sta roba? Nessuna. Benissimo. E allora facciamo così, perché le competenze di una mamma. Di una mamma, ma infatti è quello a cui volevo arrivare. Cioè a un certo punto si impara facendo, probabilmente. Allora facciamo così, prendiamoci una pausa. Quando torniamo, dopo un po' di musica, partiamo proprio esattamente da questo, Roberta. La scoperta, la consapevolezza e poi a un certo punto la competenza e la responsabilità maturati. A tra pochissimo, restate con noi. 8.54 sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Questo è Buongiorno Taranto e queste sono le nostre frequenze di Divergenti con Liliana Doria e oggi con Roberta Cesarano. E proprio con lei stavamo parlando di questo lavoro meraviglioso che vi invito ad andare a cercare su Amazon, un casco pieno di sogni, un libro, aggiungerei anche diciamo manuale tra virgolette operativo, con una serie di spunti di idee molto carine alla fine, che è nato, ci raccontava Roberta, dalla volontà di Matteo, suo figlio, di raccontare ai suoi amici come funziona un neurodivergente, come funziona lui in realtà, diciamo, e quindi con questa passione smodata per i vigili del fuoco. E l'ultima domanda che ho posto a Roberta era questa, cioè ma tu che competenze hai per poter sviluppare una roba del genere? La risposta sarà secca: nessuna. Però insomma alla fine, nonostante tu non abbia competenze, in realtà hai tirato fuori un lavoro splendido. Sì, vabbè, diciamo la competenza è che l'amore della mamma. Te pare poco? L'unica competenza che ho, perché sull'ambito scrittura non ho competenze. È stato veramente ti dico la verità, stavo leggendo qualcosina, credimi, vai molto meglio di tanti miei colleghi e colleghe, questo te lo dico, diciamo, senza l'ha come detto, dire. Sì, no, te lo dico, figurati, vai.
No, è nato tutto veramente dall'amore e dal vedere il proprio figlio in difficoltà. Quindi questo mi ha spronato a scrivere, perché inizialmente dovevano essere dei piccoli racconti per spronare Matteo a leggere. E poi invece si è trasformato il tutto dopo questa richiesta d'aiuto ed è nato questo lavoro? Sì. Okay. Questa cosa. Okay. Sì, perché io non lo chiamo neanche libro, Okay. È un atto d'amore, cioè è solamente un atto d'amore verso mio figlio. Però te lo dico io, è un libro. Però ti volevo fare una domanda legandomi a quello che ci dicevi all'inizio proprio. Cioè hai detto è nato da un bisogno, Lili, mi sa che era più o meno questo, no? Cioè è nato da un bisogno di Matteo. Ecco, che cosa spinge un bimbo come Matteo a tirar fuori un bisogno così significativo, anche gravoso probabilmente? Secondo me la difficoltà a stare in determinati ambienti con determinate persone, perché alla fine, anche se è un bambino neurodivergente, si rende conto di quello che succede intorno a lui e lui stava iniziando a stare male, quindi ecco il perché di questa richiesta di aiuto. Matteo è consapevole di essere neurodivergente? Sì. Ok. Me l'ha chiesto qualche anno fa. Il resto del mondo che lo circonda? A parte la famiglia, ovviamente. Sì, perché lui è il primo che poi lo dice. Perché diciamo che Matteo qualche anno fa mi ha chiesto: mamma, ma io sono un bimbo speciale. Panico. E gli ho detto: ma Matteo, tu non sei speciale. Ho detto perché tutti i bimbi per i loro genitori sono speciali. Ha fatto: tu hai un piccolo cricettino nella testa, come ce l'abbiamo tutti, appunto anche nel libro sta scritto, che è tanto veloce, tanto veloce, non riesce a stare mai fermo. E io ho detto: questa velocità di questo cricettino si chiama ADHD, era per poter dare un nome, per poter spiegare. E ha fatto: e poi gira su una ruota, che questa ruota cambia forma, cambia colore, è una ruota particolare, tutta strana, e questa ruota si chiama autismo. Io in questo modo ho cercato di spiegargli la sua neurodivergenza. Poi dice che non ha competenze, Lili. Molto brava. Cioè, nel senso, come gliela spieghi? Come la immagini una roba del genere se non hai competenze? No, ma una competenza proprio prettamente pedagogica. Innanzitutto appunto. Proprio l'iconografia del concetto astratto spiegato a un bambino di 10 Guarda anni. che dire a un bambino con la metafora del criceto, secondo me, è di una che bellezza, l'ADHD è di una semplicità e anche di una, se vogliamo, di una goffaggine che secondo me rende tutto molto più sereno, o sbaglio? Naturale, assolutamente. Infatti Matteo è un bambino che è promotore di se stesso, della propria neurodivergenza, e si può dire che fa divulgazione meglio di noi adulti. Ok, mi fanno segno che purtroppo ormai siamo in questo. Quindi innanzitutto vi invito ad andare su Amazon a cercare Un casco pieno di sogni, questo libro, Roberta, è un libro ed è anche un bel libro per scoprire la storia i sogni di Matteo. Magari trovate anche i vostri, quelli dei vostri figli, delle vostre figlie, e magari pensate di farci anche un sequel, non lo so, ne fate una collana con tutti i sogni, i caschi o gli elmetti, che ne so, tutto quello che o i criceti che è bellissimo. E quindi davvero grazie per questa splendida testimonianza a Roberta Cesarano. Grazie davvero. A voi. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a Liliana, e scusami se oggi diciamo ti ho coinvolta poco, però ero preso da questa storia. Anche figa. io, è un piacere lasciare spazio a Roberto e a Matteo. Va bene, torniamo giovedì prossimo con Gabriele Volpe, un ragazzo adulto neurodivergente dello spettro autistico. Grazie davvero, grazie anche a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino che hanno guidato la parte tecnica. Non vi dimenticate l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno Taranto torna domani, ma non con me, perché io non ci sono, sarò un campo scout lontano tra Lucera e Campobasso. Tornerò tra voi martedì, quindi insomma sì, me ne vado. Quindi non sentirete troppo la mia mancanza, già lo so, ma se nel caso scrivetevi, tanto non vi risponderò. Divertitevi!